Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo alla stagione 2006, parte malissimo perché non sono Juan Pablo Montoya. Purtroppo Montoya in questa stagione fa solo dalla prima alla 10ª gara, poi c'è della rosa. E allora ho scelto la McLaren, ma di Kimi Raikkonen che è campione del mondo. Ma partiamo malissimo. Ho fatto 2 giri, incidenti in qualifica, quindi male. Pole per la Ferrari e pole di Pippo Massa. Secondo Montoya, terzo Fisichella, quarto Rubens Barrichello. Male Alonso sesto, Schumacher settimo, noi addirittura 18esimi, veramente crisi dei nuovi piloti, nuove macchine, ma brutto errore, mi ha proprio non mi ha dato la possibilità di fare un altro giro veloce. Dopo questa stagione cominceranno le flashback comendiane, nel senso partiremo dalla stagione 88 per le stagioni dove il Cume non cioè senza il Cume, nel senso dove vediamo altri piloti combattere, per capire poi quando arriveremo alla stagione, non so, 2023-2024, in base a quanto tempo ci mettiamo. Ci vorrà un po', ovviamente, perché sono tantissime stagioni. Chi sarà il più grande della storia della F1 comendiana. Penso che farò dall'88, non penso che farò altre modo, sinceramente, perché così prendo dal giorno che sono nato, dall'anno che sono nato fino ai giorni nostri. Quindi dopo questa stagione ci saranno 2 stagioni, l'88 e l'89, del flashback comendiano, vediamo chi mettere. È chiaro che Senna sarà, penso, il protagonista number 1. Raga, andiamo, sono molto Gran Premio del Bahrain, prima tappa 2006, molto preoccupato. Questa McLaren non mi piace. Vai, gara iperfavorevole, ma siamo addirittura 18esimi. Go! Dai, che avevo una macchina che può far bene in Bahrain, con il campione mondiale Kimi Raikkonen in carica. Attenzione. Mi sono fermato perché questo del fumo, ho preso paura. Yellow flag, già. No! Subito incidente importante. Anche il Bahrain è una gara iper favorevole per Veneziano. Mamma mia che... Mamma mia, i freni sono curiosi di questa McLaren. Fuori Jarno. Jarno fuori dai giochi. Una macchina che sembra anche veloce, ma non la tengo minimamente, ancora peggio dell'anno scorso. Siamo con Montoya, che però quest'anno si vocifera che possa andare via dalla Formula 1 prima addirittura della fine della season. Ma il suo titolo l'ha vinto Juan Pablo Montoya, tranquillo, 2 anni fa, nel 2004. McLaren è campione del mondo in carica costruttori, oltre che piloti con Kimi. Veneziano, l'altra stagione, una delle peggiori in carriera. Vediamo se torna, non vince da una vita il Kuma. Niente, non la tengo! You've fallen into P7. You're in P7. Vai. Perso un po' di tempo almeno. Niente, non la tengo proprio, raga. Fastest di Pippo. Un Barrichello dietro che è passato la barra. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. You're falling down the field. That's us into P8 now. Però Barrichello, grazie. Siamo in grossa difficoltà. We're down to 9th. McLaren che vuole tornare grande con Veneziano, sta vincendo con Raikkonen. Adesso però anche Raikkonen sembra in difficoltà. Una McLaren che sembra peggiorata dallo scorso anno, non frena più che altro, sono proprio cambiate le macchine, devo abituarmi. P7 now, P7. Cioè, sì, il Bahrain che è una gara tra le più favorevoli, faccio così schifo, è male, eh? C'è Marcolino Webber davanti. Qua ho sbagliato perché l'ho preso in pieno, invece non ce la faccio a prendere in pieno con sta McLaren. In testa la corsa Pippo Massa. Può fare un debutto da sogno Pippo, con la Ferrari.
Fastest di Pippo. Fastest di Pippo. Yellow flag intanto. Giro record di Alfonso. Record di Alfonso. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Mamma mia, male. Schumacher 20°, problemi per Michael. Problemi per Michael. Però gli altri sono tutti là, in realtà. Non siamo lontani dai primi. Non siamo lontani dalla testa della corsa. Mamma mia. Ho guadagnato qualcosa, ma siamo ancora lontani. E due davanti se le stanno dando di santa ragione. Ti dicono che addirittura il veneziano forse è andato, forse è finito il talentissimo, chissà. Di certo sta McLaren non mi ha dato soddisfazione il primo anno. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Però stiamo arrivando, raga, stiamo arrivando. Nuovi piloti, nuove scuderie. La Formula 1 sta cambiando. Ha una grande chance Pippo Massa, attenzione. Sta arrivando però il talentissimo, 4 titoli iridati, l'uomo che ha vinto di più per adesso. In attesa dei flashback cumendiani. Yellow flag. Adesso sì che il Cume è vicinissimo. Sta tornando veneziano in corsa per punti importanti. Guarda che lotte davanti. Danno sempre la Renault favorita anche quest'anno, ma davanti c'è Massa, incredibile. Renault che non sta sfruttando il potenziale. Adesso sta girando bene però il Cume. Kimi Cume. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Fuori Liuzzi, fuori Vita Antonio. Adesso il Cume a caccia. P6. Ok, c'è Alo adesso, c'è Alo. C'è Alfonso. Guarda come se le danno le Renault. E il Cume se ne va. Attenzione sul Cume a passo però. Yes pass. No, va lungo veneziano, incredibile. È dura. Lotta bella con le Renault. Lotta vera. Tanti comunque detto che sarà un mondiale molto equilibrato. Solo che sboccia non frena la macchina. Come si rallentano le Renault e come rallentano anche me. Fukaf, classico Fukaf come indiano. Kimi Cume, sesti. No. Meno male, scusa che...
La macchina fa una fatica a frenare che è devastante. Attenzione, vedo forse del fumo davanti. Attenzione, vedo del fumo davanti. Sì, sì, è fumo, è fumo. You have P5. Vedo del P5. fumo davanti, godo. C'è del fumo, c'è del fumo. Se mi lascia olio però così. La macchina è andata. E che possiamo prendere il podio. Attenzione, sì, la Barrichello, Barrichello. Fourth position. Barrichello è andato, Barrichello è andato. You've moved up to P3. Comunque Montoya è secondo. Ok. Siamo in zona podio, incredibile, 18esimi, bravo Kuma. Si rivede il talentissimo l'opera. Il problema è che in una gara come il Bahrain di solito vinco. Yellow flag, questo è sicuramente Barrichello che saluta. Sfortunato Rubigno. Ma Button, scusate, Jenson Button è fuori. Chiedo venia. Alonso è quinto. Lo danno come favorito numero 1. Schumi è 15esimo. Barrichello è 11esimo. Mamma mia, erroraccio, meno male salvato. Si salva Veneziano che però perde da... No, ancora errore. Madonna, cioè, capite? Ingovernabile sta McLaren. Il quale deve veramente fare i miracoli. In testa alla corsa Michael Schumacher. No, non è vero. Non riesco mica a prenderlo Juan Pablo. Come ne sto andando da fisico, le no, che le vedo molto male. Ancora, mamma, sto salvando per miracolo, Fioi. Yellow flag, yellow flag. Webber, attenzione, forse problemi per Fisichella, Boom. Just 3 laps to go now. 3 laps. E anche Alonso, entrambe le Renault fuori per un incidente, credo. Non ci credo. Incredibile Fisichella, Alonso. Incredibile Fisichella e Alonso. Pazzesco in Bahrain, fuori le due Renault, non so se ritiro addirittura ritiro o solo uscita di pista, ma si sono scontrate le due Renault. No, non c'è ritiro probabilmente per nessuna delle due, ma si sono tamponate. Montero ai box. Per la Renault veramente un inizio disastroso di mondiale. Il Cume gode. Noi non riusciamo a prendere Montoya, anzi Juan Pablo sembra di un altro pianeta. E Massa, ragazzi. Massa show. Pippo Massa show. Al debutto in Ferrari rischia pole e vittoria. Mancano 2 giri ormai alla fine.
Buono. Che sto Two perdendo laps ancora, left. Next time by will be your final lap. Vediamo anche Rosberg, nuova gente che arriva. Schumi è decimo, ha recuperato molto, ma non va a punti Michael. Malissimo, le Renault. Si sono scontrate insieme. Grande, fisichella. Si era visto già, c'erano degli screzi tra i due, ma... incredibile. Eccola là, ecco l'errore. Mamma mia. Faccio fatica a tenerla, raga. Cioè, lo capite anche voi da sto video. Cioè, durissima, durissima. No grip, no grip. Non è facile guidare così, raga. Non è per niente semplice, ma Montoya è andato. Inizia il final lap. Come andiamo? This is your final lap. Final lap Up of at the the race. race. Brutto errore, brutto errore. Ancora. Weber è vicinissimo lì. Podio a rischio, ma porca miseria. Sì, sì, You've podio a moved down the order rischio. into P4. That's Incredibile. Non tengo più la macchina. Podio a rischio. No, no, bruttissimo. Ai ai ai. Proprio non mi tiene la macchina, ragazzi. Non mi tiene la macchina. Addirittura quinto. Mi penalizzo, sono penalizzato da solo, ragazzi. Non sto in pista, cioè, non sto in pista. Non sto in pista, raga. La macchina di Button parcheggiata. Non sto in pista. Ultimo giro orrendo. Perdo addirittura 2 posizioni. Perdo il primo podio stagionale. Male, male, male. Non ci siamo proprio, raga. Possiamo dirlo con ufficialità. Anche quest'anno sarà dura. Tanto la McLaren ha ufficializzato per il prossimo anno un pilota che promette di fare la storia di questo sport. Gigi Hamilton. Oh, per gli amici, Gigi Hamilton. Quinto posto amarissimo. Perdiamo 2 posizioni nell'ultimo giro. Male, male, male. Podio sfumato. Non ci siamo proprio. Raga, un disastro. Qualifica sotto il diluvio. Ultimo posto. Non so che dire. Button, pole position con la Honda. Rosberg da debuttante. Secondo dopo il primo punto della scorsa gara. Poi Alonso. Fisichella, Montoya, Ferrari non bene, Massa 19esimo addirittura che ha vinto la gara precedente, noi ultimi, male, male, male. È prevista però, ecco, non pioggia in gara, speriamo bene, proviamo morbido ed asciutto, ma vediamo cosa riusciamo a combinare. Vai raga, We're in anti-stall, clutch in and build some revs. anche se siamo veramente in grossa difficoltà. Clutch out. Go, go, go! In gara possiamo recuperare. P20. Un'altra gara favorevole perché stiamo buttando via con delle qualifiche oscene. That's moved us up into P13. Montoya malissimo, Montoya. P12. We have P12. You're in P11. You've taken P11. P11.
Veramente, le qualifiche stanno andando malissimo per il momento. We're in 10th position. Sotto è veramente un diluvio, un monsone malesiano. Non si riusciamo a fare punti. Decimo posto, Montoya Nauro. Mamma mia, partenza oscena di Juan Pablo. Mamma mia, pazzo, ho tenuto una Red Bull fuori. P7 now, P7. Una Red Bull fuori, settimi, grande. Veramente definiscono bollito il cume. Ma ancora tanto da dare a questa Formula 1. Anzi, dicono che Veneziano era più adatto alle macchine di un tempo, chissà. Non si può sapere questo. L'ultima vittoria comunque 2 anni fa. Carry on with the job you're doing. Il cume è a caccia di Nicolino Heidfeld. Schumi è molto vicino. Incredibile, mi passano veramente in maniera troppo semplice. Non ne prendo una in pieno però, Mamma mia, che incidente! P6, we have P6. Incidente incredibile tra i due Williams, mi sembra, non che credo. Forse, non so. O tra una Williams e una BMW, non ho ben capito. Incidente orribile. Mamma mia, ragazzi, che mondiale. Fuori Marcolino Webber. Solo che Schumi mi ha girato 1,9. Mamma mia, signori. Le dura, le dura, le dura. Giro record di fisico, record di fisico. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Mamma mia, ma lì c'è ancora chiaramente i detriti in pista, ci sono. Mamma mia, che mondiale scoppiettante. Rosberg ai box, Nicolino Rosbiff ai box. Ora yellow flag. Montoya è molto vicino. Però vuol dire che non abbiamo una macchina comunque che sento che non è ai livelli per vincere un titolo, Mamma mia, me le stanno dando tutti di santa ragione, mamma mia. Non proprio il miglior momento della carriera come indiano. Raikkonen in grossissima difficoltà. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing.
Aiuto, ancora yellow flag dietro di noi. Ma sta macchina, mamma mia. Guarda Montoya come mi supera. Mamma mia. Yellow flag ancora. Guarda come fa un buon sorpasso. No pass, no pass. Madonna del signor. È una macchina che forse che non si adatta al cume, non lo so. Però la McLaren voleva fare grandi cose con Veneziano, ma ne ha fatte le icone, ma adesso anche Kimi è in difficoltà. Crisi comendiana importante. Certo, neanche le qualifiche mi aiutano. Concentrazione assoluta, comunque devo fare punti. No, no, no. You've fallen in. No. Dropped into P10. Ai ai ai. Andata. You've fallen into P. Malissimo. Brutto ritiro. You're falling down the field. That's P19. Risposta come andare alla terza gara, secondo posto non faccio la pole per niente, una sfiga incredibile, non me ne va giusta una fisico in pole, Renault in pole, vaffanculo. Ferrari molto indietro, ma adesso rispondo alla grande, non c'è da dire che non c'è Pila Minardi, questo mi dispiace. La Super Aguri ha preso un punto con Takuma Sato e ha vinto Alonso l'ultima gara, in questo momento ha 14 punti, però è in testa al mondiale, Pippo Massa. Ok, non è prevista pioggia, manco male, nessuna, ciao. Il Cume vuole rispondere da campione. Purtroppo perdo la pole per pochissimo, ma ci siamo, dai. Possiamo tornare grandi. Noi siamo 4 volte campioni del mondo, ricordiamolo. Clutch out, we're green. Vai. Concentration, please. You're leading the pack, P1. Melbourne è una delle gare più belle per Veneziano. Una delle gare più amate. Kimi come vuole rispondere, perché ricordiamo che Raikkonen è campione del mondo in carica. Come vuole fare le vittorie come nei suoi tempi d'oro. Tanto qualcuno ha rotto al primo giro. C'è la prima curva, scusate. Vediamo se il Cume riesce di nuovo a pitturare come una volta. Chiaramente la macchina deve tenere, perché questa è anche la mia paura. Fuori Ide. Il mitologico Ide è fuori.
Se Pine potevo far punti, proprio un pirlone sono stato, brutto errore, puff. Nel girarmi, una macchina mi ha beccato. Primo giro andato. Già 2 secondi a fisico in un giro, boom. Good job. That was the fastest lap of the race so Tutti i far. commissari stanno spostando la macchina di Ide, che incidente ragazzi. Pippo Massa entra a punti, Pippo entra a punti. Pippo a punti. Villeneuve ai box. Mamma mia, sto massacrando fisico in un giro e mezzo. Sono abbastanza incazzato e si vede. Ciao Melbourne, è proprio una delle gare che ho vinto di più, quindi devo vincere qua, eh. Devo rispondere alle critiche, che sono tantissime, mamma mia. Altro giro andato. Boom. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Diciamoci che sta macchina, il problema è che negli ultimi giri che ho visto che consuma molto le gomme. Stiamo spingendo tanto, però. Come non vince da parecchie gare, non mi ricordo da quante, ma da parecchie. Da troppe. Mamma mia. Alonso secondo, Alfonso è secondo. Dopo la bella vittoria in Malesia. Settima per Alonso in carriera. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Per il momento fastest di Kimi Kume. Ritmo indiavolato del finnico italiano. Come spinge il Kume. Vuole la vittoria, si vede che la vuole, la pretende, la esige. Cinque secondi ad Alfonso. Sta pitturando il talentissimo, sta letteralmente pitturando. Come i vecchi tempi. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Migliorando ogni giro, raga, eh.
Massa nono, Michael decimo, Ferrari male male male. Il come vuole vincere, si vede. Il Cume è a caccia. Non so di chi, ma è a caccia. Dai, non so se sarà fastest anche questo, non credo. Però sta macchina fisica è la record di fisico comunque. Renault che adesso sembrano veramente veloci. Siamo a metà gara, manca ancora tanto purtroppo. Detto che devo sempre stare attento a ogni curva, Alonso sta recuperando, attenzione, vedi nella seconda parte della gara facciamo un po' più in difficoltà. Però è fastest. Però è fastest. Infatti qua ho fatto un gran giro in realtà. Il nostro compagno Montoya è quarto, ma sempre più voci incontrollate che Montoya a metà stagione può lasciare la McLaren. Il campione del mondo 2004. Che bello vedere un Cume così, speriamo bene. Diciamo che il Cume ha un contratto in McLaren fino al 2007. Just 3 laps to go now, 3 laps. 3 giri alla fine. Tensione troppo alta. Quasi inaccettabile. Però chi vi porta tutte le stagioni così, ragazzi? Cioè, sono per dire. Ma me ne vanto, signori, me ne vanto. Stiamo di nuovo pitturando, signori.
Molto bene. No? Mamma mia. Meno male che ho 7 secondi, però ragazzi è un brivido sta mondiale. Two laps left. Next time by will be your final lap. Due giri alla fine, bisogna un po' gestire adesso, eh. Perso 3 secondi. Quasi 3, 2 dai. Il cumendone. Deve andare tranquillo adesso, mamma mia. Stiamo in silenzio perché ho paura. Vai. Inizia l'ultimo giro, il classico final lap. Come andiamo? This is your final lap of the race. Giro record di Alonso, prova a volare Alfonso. Yellow flag. Classica yellow flag cubendiana. Attenzione che è qua Rosberg fuori Nico. La gru se la sta portando via. Tanto pochi metri separano Veneziano finalmente dalla vittoria, che manca da troppo tempo. Da troppo per un campione come lui. Il campione del mondo Kimi torna alla vittoria. Attenzione, il popolo italiano in festa, perché comunque anche se c'è la Ferrari tantissimi tifano per il venezianone. E il Kimi va a vincere il Gran Premio d'Australia. Yes, finalmente, cacchio. Woo! Nice work, that's P1. Race win. Well done. È veneziano il ganador. Raga, iniziamo a bomba la stagione 2006 con Alonso e Montoya prima 18, poi a 14. Kimi Kume, Pippo Massa e Heidef, l'incredibile Niccolino Heidef, Schumacher 8, Weber 7, Fisichella 6, Button 4, Ralph 4, Jacques e Coulter 3, Itrulli 2, Rico Rosberg 1, Sato 1. Costruttori McLaren saldamente in testa 32, poi Renault 24, Ferrari 22, poi via tutti gli altri. Buon debutto della BMW. Vittorie totali, una per Pippo, una per Alfonso, una per Kimi Kume, Paul, una per Pippo, una per Button, una per Fisichella. Dopo 3 gare, una vittoria e un ritiro con un podio, ovviamente. Raga, un saluto del commendatore veneziano. Ciao!